È stato dimesso nella tarda mattinata dall'ospedale dei bambini di Crestina di Palermo Giovanni Bellavia, sopravvissuto al crollo della sua abitazione. È arrivato a Favara intorno alle 16 ad aspettarlo i parenti più stretti. In ospedale, solo un'ora prima del rilascio, una psicologa ha cercato in qualche modo di prepararlo a tutto quello che da oggi un piccolo uomo dovrà sopportare. A dire cosa realmente sia successo alle due sorelline, a dire che da oggi non ha più quella casa dove per anni ha vissuto e a dirgli che in qualche modo la sua vita e quella della sua famiglia da quel tragico giorno è cambiata. È stato il papà Giuseppe e Angela Lentini, presidente dell'Avodic di Favara, molto vicina alla famiglia. Pianto e rabbia nel volto e nell'animo di Giovanni. Della morte della sorella maggiore, Marianna, Giovanni forse l'aveva intuito, ma non riesce ancora a spiegarsi come la piccola Chiara Pia non sia potuta sopravvivere alla tragedia. Quando il piccolo Giovanni fu estratto da sotto le macerie, con lui c'era anche la sorellina che respirava. Li trovarono lì, vicini, quasi abbracciati. Fino a qualche giorno fa chiedeva ancora come stesse Chiara Pia, ma i genitori non se la sono sentita di dirgli che la piccola è volata al cielo e si trova insieme ad altri angioletti. Da Favara sono partiti un'ambulanza della Misericordia con a bordo i volontari della stessa confraternita, Angela Lentini e il papà Giuseppe, ed una macchina messa a disposizione dalla Protezione Civile Grifoni con a bordo i familiari del piccolo Giovanni. Si è reso necessario la presenza dell'ambulanza poiché Giovanni ha un problema alla gamba e non riesce a muoverla. I medici gli hanno detto di restare in assoluto riposo.